Bentornati al Salotto delle Storie. È stato un periodo di ricerca, già perché di scienza e ricerca oggi parleremo. Vi siete mai guardati attorno in cucina? Avete mai guardato i semi che vi circondano? O magari facendo un giro al mercato nel reparto ortofrutta, avete mai guardato come sono disposti, anche come sono i frutti e le verdure che poi acquisteremo e porteremo nelle nostre case? Beh, se farete un po' di attenzione, noterete che in realtà c'è un mondo magico. Già perché tra pattern e simmetrie in realtà si può costruire un vero e proprio mondo. Ma non sono solo io che lo dico, No, c'è un bellissimo libro di Federica Buglioni, illustrato da Anna Resmini, naturalista in cucina, che parla proprio di questo e ci racconta addirittura come si è evoluta buona parte della nostra cultura culinaria, ma anche come noi potremmo insegnare meglio ai nostri bambini e ai nostri ragazzi quali sono le stagionalità e soprattutto fargli vedere che anche noi siamo un organismo vivente non proprio differente da quelle che sono appunto la frutta e la verdura, perché se hanno una simmetria loro, in realtà ce l'abbiamo anche noi. Certo però che quando si parla di scienza e di natura e di viaggi si parla anche un po' di contaminazione e la contaminazione sì, può essere interessante, può essere favorevole per chi poi la usa, quindi per chi poi la scopre, ma ci siamo mai chiesti che cosa porta la ricerca e che cosa porta lo scorretto sfruttamento delle risorse? Forse questa è una domanda che ci facciamo un po' troppo poco, anche perché sì, vi dicevo, guardatevi attorno e guardate cosa trovate in un mercato di coltivatori diretti e cosa trovate in un supermercato. Vedrete che i prodotti sono differenti, perché in un mercato troverete, come vedrete poi anche i naturalisti in cucina, tutte frutta e verdura di stagione. In un supermercato invece accade qualcosa quasi di misterioso. L'uomo entra in azione, mette a frutto le sue conoscenze, mette anche un po' lo zampino e ha causato qualcosa che forse un po' tutti in questo periodo stiamo soffrendo, ovvero il riscaldamento globale. Molti animali, così come anche molti ortaggi, sono spariti. E non è un argomento semplicissimo da affrontare, me ne rendo conto, anche perché poi magari qualcuno potrebbe anche spaventarsi, però lo scrittore Andrea Pau in Bestie contro umani racconta proprio questo fatto. Parla di un'alpaca ormai estinta che di punto in bianco si trova in mezzo al mare e viene riscoperta da un gabbiano e una tartaruga che ricorda di averla vista ben forse un secolo prima. Ovviamente Alpaca parla in una lingua molto strana e tutto quello che vede attorno a sé è completamente cambiato. Ecco, è lì che gli animali, capeggiati da Alpaca, decidono di riprendersi i propri spazi. Se Alpaca si è estinta, quanti potrebbero avere lo stesso destino? E allora come organizzarsi se non con la temutissima associazione Sberla? Beh, so che può sembrare strano, ma in questo libro si affronta veramente una tematica che dovremmo raccontare ai bambini, ma non per spaventarli, non a caso è un libro comico, però parlare dei problemi dei grandi non ci farebbe male, assolutamente no, anche perché poi se dobbiamo anche vedere come sta cambiando il mondo attorno a noi, beh, allora un altro libro che vi consiglio è questo, Il ladro di foglie. Già, questa è la storia di uno scoiattolo che una mattina si sveglia e si rende conto che nel suo albero manca una foglia. Ha fatto l'appello con tutte, c'è la foglia rossa, la foglia oro, la foglia gialla, ma chi è che ha rubato la sua foglia? E poi, adesso, le foglie vengono rubate come prima o è cambiato qualcosa? Diciamo che avere questi strumenti in mano ci permettono di fare veramente un bel giro e capire cosa poter fare e come affrontare
determinati discorsi che possono sembrare molto difficili con i nostri bambini e con i nostri ragazzi. Allora, perché non perdersi in questa sfida? So che può essere, come vi dicevo, una sfida difficile, ma in realtà non lo è. Riuscire a costruire un'attività con le poche cose che abbiamo a disposizione, infatti, seguendo il percorso di questi libri, in realtà è molto semplice. Come? Beh, ripeto, andate al supermercato, acquistate della frutta e della verdura, tagliatela, osservatela con i vostri bambini e con i vostri ragazzi. Questo vi permetterà non soltanto di parlare di scienza, di cambiamenti climatici e di cambiamenti anche culturali, perché sì, anche avere a disposizione tipologie di frutta che non crescono prettamente nella nostra zona, anche quello è un cambiamento culturale. Ci siamo abituati a gusti e sapori e stagionalità che in realtà non ci appartengono, e allora bisogna capire cosa può succedere. E credetemi, se li metterete di fronte a questa prova, allora riuscirete anche a riscoprire una cosa molto importante: la pazienza. Già, perché per osservare serve molta pazienza. Fate così: prendete un taccuino, un foglio, una penna e insieme a loro osservate quello che avete davanti. Può sembrare strano a primo impatto, lo so, anche perché non siamo più abituati a guardare ciò che ci circonda, ma in realtà potrebbero nascere delle domande molto interessanti. Un altro libro che potremo usare per questo nostro esperimento è questo: Il favoloso mondo degli alberi. E qui torna la nostra amica Federica Buglioni con Emanuela Bussolati. Ecco, questo è un grande atlante che ci racconta come varie specie di alberi e piante sono arrivate fino a noi, dalla patata americana agli alberi di mandarini. Voi sapevate che non era stato poi così facile far arrivare i mandarini in Europa? Ci vollero ben 3 spedizioni e soprattutto il capitano del vascello che li portò in Europa si rese conto che le piante marcivano e l'unico modo per poterle trasportare erano proprio dei grandi vasi di argilla. Ma attorno alla frutta e anche alla verdura e agli alberi ci sono delle leggende, e qua sono raccontate in maniera magistrale. Pensate, da un albero, non vi dico quale perché vi invito a cercarlo, si può addirittura ricavare un unguento che ripara le ossa. Non ci credete? È scritto qua, non lo sto inventando io. So, può essere un po' bizzarro, la medicina tribale ovviamente non è quello che dovremmo usare, però è ciò che ha ispirato la medicina moderna per alcune nuove terapie. E questo è divertente. Perché? Perché non si pensa mai che le piante, così come le verdure, possano avere un effetto terapeutico o magari rivoluzionario per la società che noi conosciamo oggi. Ovviamente tutto questo potrebbe essere proprio lo spunto per raccontare e vedere e vivere ciò che in Bestie contro Umani viene raccontato, ma non con gli animali, se non con le piante. Come è cambiato il clima, come sono cambiate le stagioni, si trovano ancora le piante che avevamo un tempo, e chi ha preso dalle nostre isole o dalla nostra penisola erbe aromatiche, piante, le ha portate dall'altra parte del mondo, o abbiamo solo importato? Quando sono arrivate le patate, pensate, quelle che noi mangiamo fritte, quelle che piacciono tantissimo ai nostri bambini, beh, all'inizio non le mangiava nessuno perché pensavano fossero velenose, e quindi ci fu un periodo di grande carestia, e lì un monaco iniziò a friggerle in Belgio e convinse tutti a mangiare le patatine fritte. Infatti, non so se lo sapete, ma il Belgio è molto famoso per le sue French fries. Insomma, queste sono le storie che si possono trovare nei romanzi, che si possono trovare nei libri divulgativi per ragazzi, ma soprattutto si possono usare e scoprire insieme ai nostri bambini, perché è così che si riscopre un modo per condividere, ma soprattutto per osservare e riportare
quello che abbiamo di fronte. Non usate i telefoni, non usate i tablet, provate veramente con un foglio e una matita a prendervi il vostro tempo. Vedrete come potranno andare in crisi, ma è quella la sfida. Sapete perché? Perché è lì che dovranno mettersi davvero in gioco. Vedere come le piante cambiano sotto i loro occhi, le foglie magari hanno un profumo differente, specialmente delle erbe aromatiche. Sapete, una volta una bambina ci ha detto, annusando e toccando una foglia di salvia, che sembrava la lingua di un gatto. E in effetti è vero. Ovviamente bisogna far riferimento alla nostra cultura, a ciò che loro sanno, ed è così, pezzo dopo pezzo, che si può iniziare a far crescere il loro vocabolario e anche la loro conoscenza. Se poi questo non vi dovesse bastare, non preoccupatevi, perché ho sempre un altro libro per voi, ovvero Piante in viaggio di Telmo Pievani e di Andrea Vico. E questa è la storia di una ragazza, Giulia, e di una cena davvero planetaria, ma è anche la meravigliosa e straordinaria storia dell'agricoltura che ha cambiato per sempre la vita di noi esseri umani, e ovviamente anche il paesaggio che circonda le piante stesse. Insomma, come vi dicevo, un giro al mercato si trasforma davvero in un coloratissimo viaggio alla scoperta di 1000 piante e così anche di 1000 popoli. Ma attenzione, non accade e non accade solo con frutta e verdura l'osservazione. Pensate che la prima donna che sfidò l'osservazione fu una giovane ragazza agli inizi del 1800, il suo nome era Miriam Sibilla, e lei iniziò a guardare, osservare e disegnare le farfalle, dal bruco fino alla loro evoluzione. Questa è una cosa che tutti noi possiamo fare. Come? Mettendoci in gioco, e voi sono certa che sarete in grado di farlo.